La regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea. Il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce.